Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Eccoci qua, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati con il nostro appuntamento di infofriulitv.net, già collegata con noi Esther Soramel, l'avvocato, per parlare di Udine e i suoi misteri, avvocato. Perché? Perché oggi ho letto un suo intervento in merito ai volantini, no? Che il sindaco Fontanini ha tappezzato la città per dire cosa è stato fatto e via dicendo. E allora lei è intervenuta, forse carta sprecata, non so, qualcosa del genere. Cosa vogliamo dire di questi volantini, di questi 2 anni e mezzo di Fontanini a Udine? Buongiorno a tutti. Sì, stamattina ho letto l'annuncio e mi è venuto spontaneo ricordare una famosa canzone di Marco Masini che si intitola Disperato, no? Ecco, a me questa iniziativa dà l'idea della disperazione in cui versa il sindaco e tutta la giunta. Da una parte appunto è la conferma di uno stato proprio di massima disperazione, e dall'altra parte è la conferma anche del modus operandi del sindaco e della sua maggioranza, che è quello di andare avanti a continui proclami. Ha fatto una campagna elettorale a colpi di slogan, è riuscito a farsi eleggere con questi slogan, anche se vedendo le preferenze, insomma, bisogna ricordare che è stato eletto da una minoranza, no? Cioè non rappresenta la maggioranza degli udinesi. Ed ora si vede costretto a riproporre gli stessi slogan, quindi è in costante campagna elettorale per convincere fondamentalmente se stesso di avere il comando di essere il sindaco, quando in realtà la città oramai non ci crede neanche più, e queste sono iniziative che francamente fanno anche un po' sorridere, no? Cioè si ride per non piangere, perché penso che a confronto quelli di Zelig sono dei dilettanti, questo è l'amara realtà. Certo. Inoltre, senti avvocato, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni. Insomma, abbiamo sentito tante cose, lettere al questore e via dicendo, per quanto riguarda insomma quello che è accaduto con gli ultimi fatti di cronaca. Io, come sai, non sono andato leggero, ma non sono andato leggero nemmeno con i precedenti sindaci di Udine, perché qualcuno mi ha puntato il dito dicendo: ah, tu fai contro Fontanini. No, quando c'era Onsel da criticare, ho criticato aspramente Onsel, la stessa cosa la faccio con Fontanini, perché io sono abituato a... Sì, hai perfettamente ragione. Non so se mi si sente, adesso mi è andata via un attimo la connessione. Mi senti? Provo a intervenire. Sì, non è che cambia molto. Io mi ricordo quando i residenti di Borgo Stazione hanno raccolto le firme e Onsel le ha portate al precedente prefetto, e il prefetto ha risposto che non era importante, che andava tutto bene. Lì Onsel ha, a mio avviso, sbagliato, perché ha accettato questo rifiuto senza troppo intervenire. La stessa cosa la sta facendo anche il sindaco Fontanini.
in quanto non è particolarmente incisivo, e sicuramente la lettera che ha scritto, fra l'altro, è una lettera scritta male e indirizzata anche sbagliata, perché non doveva essere indirizzata al questore ma al prefetto, cioè bastava scrivere di sollecitare l'intervento del comitato, e infatti il comitato interviene ma su iniziative del prefetto, non certo del sindaco, quindi dimostra anche una scarsa conoscenza dei ruoli istituzionali, della divisione di poteri tra lo Stato, quindi è stato un po'... Mi senti, no, Omar? eravamo spariti. Scusa, quando abbiamo detto io non voglio toccare, automaticamente è saltata la linea internet. Siamo riusciti a ritornare in diretta, come si dice. Sì, eccoci. Certo. No, hai ragione, ed è corretto ricordare anche quello che è successo in passato, no? Cioè la mancanza di sicurezza, diciamo così, o di incisività sulla sicurezza denota una soluzione senza continuità rispetto all'amministrazione precedente. Ci ricordiamo quando i residenti, gli esercenti di Borgo Stazione avevano raccolto le firme che l'ex sindaco Onsel aveva portato al prefetto per chiedere maggiore sicurezza, e il prefetto allora aveva così liquidato il tutto come no, non serve, va tutto bene, non c'è nessun problema di insicurezza. Lì Onsel aveva subito, diciamo così, il fatto di essere stato messo alla porta, e sbagliando, perché vuol dire mettere alla porta centinaia di iscritti. Ora Fontanini, con un atto di forza, fa la letterina al questore, secondo me sbagliando. La lettera proprio è scritta male, in una maniera piuttosto irrispettosa, cioè comunque il sindaco ha un ruolo, non può scrivere come così una logica da bar sport, quindi ha sbagliato il destinatario, perché doveva mandarla al prefetto vicario, che è colui che, anzi colei perché è donna, che gestisce e coordina il tavolo per la pubblica sicurezza. L'ha scritta male, e comunque mi pare che quando ci sono i problemi Fontanini si limita a scrivere letterine. Ne ha scritta una a Conte, una a Fedriga, una alla Morgese, adesso al questore. Cioè, se questo è amministrare una città e dimostrare di avere a cuore la città, mi pare piuttosto risibile, no? Quindi dopo le mie memorie di Salgari, le mie prigioni di Pellico, abbiamo le mie letterine di Pietro Fontanini, insomma sarà il prossimo libro che uscirà. Però nelle migliori librerie, direbbe qualcuno. Esatto, nelle migliori librerie. Non è così. E tornando ai cartelloni, sono veramente imbarazzanti, anche perché oltre al fatto di denotare la campagna elettorale, dimostrano un livello di comunicazione quasi preistorico, cioè in un'era dove prevalgono i social, i social media, i cartelloni sono veramente qualcosa dell'era dei dinosauri. Cioè, Udine oramai è diventato un caso di scuola di come non si amministra una città e di come non si fa una comunicazione. Veramente, cioè, mi piacerebbe sapere chi è il genio che ha ideato questa campagna pubblicitaria, che è un autogol clamoroso, perché l'elenco che prevede è un elenco non di successi ma piuttosto di fallimenti. Chiaro. Cominciare ovviamente dal porta a porta, e denota la mia anche il momento, perché dopo la rissa, le letterine la letterina al questore, gli alberi che vengono tagliati a insaputa di sindaco, di mezza giunta, uscire con questi cartelloni vuol dire proprio farsi del male. Cioè, è possiamo dire, Esther, se permetti, possiamo dire che è ed hai detto tu, un ulteriore autogol, ma soprattutto è un ulteriore mal di pancia verso l'elettorato di centrodestra, che già non è molto contento, come si dice, no? Basta
basta sentire, basta girare un po' per Udine, sono pochi contenti del centrodestra per come sta operando l'attuale giunta di centrodestra. Se poi tra l'altro mi fai anche pubblicità dicendo io ho fatto e poi non si capisce dove, sembra veramente di essere sbarcaieri. Grillo aveva in testa, no, il casco stile marziano, no? Probabilmente anche Fontanini vive in un paese fuori da Udine, nel senso non a Basaldella, ma vive probabilmente in qualche pianeta dove ogni tanto esce da Palazzo d'Aronco e dice io ho fatto, poi alla fine non si capisce cosa ha fatto. Qualcuno direbbe C maiuscolo e via dicendo, INI, ma quelli tanti onestamente, però alla fine di concreto poco. No, poco, è tanta propaganda, tanta fuffa, continuano con gli slogan, ma gli udinesi sono stufi degli slogan, anche perché l'hanno votato credendo alle sue promesse, aveva promesso di liberare Udine, di rendere Udine sicura, superpoteri che magicamente sono scomparsi dopo le elezioni, perché prima prometteva di liberare Udine da appunto delinquenti, criminalità, migranti, eccetera. Dopodiché ha scoperto che questi superpoteri non ci sono, anzi nella famosa lettera, una delle tante appunto sue che ha scritto, quella a Conte, dice noi poveri sindaci non abbiamo poteri. Allora delle due l'una, cioè se non li hai tu, non li aveva neppure il precedente sindaco, che però è stato ritenuto responsabile di qualsiasi disgrazia a Udine, e adesso invece sei un povero sindaco e prima invece promettevi di liberare tutto. Anche questa, ripeto, è pura demagogia, quindi anche chi l'ha eletto, io insomma come te giro per la città e sento dei commenti che sono atroci nei confronti di questa amministrazione, che io non so se il sindaco Fontanini intende ripresentarsi, però se si ripresenta, cioè, penso che andrà incontro a cocenti delusioni e quello che mi dispiace poi è vedere che la Lega udinese è completamente fuori range rispetto all'evoluzione della Lega nazionale. Una Lega nazionale che con Giorgetti sta cercando di cambiare immagine, di emanciparsi da quello che era la politica di Salvini, quindi una Lega che sta cercando di maturare, una Lega nuova dove in questa nuova immagine rientrano anche i governatori, Fedriga e Zaia in primi, quindi la Lega che sta cercando di cambiare immagine e la Lega udinese che è completamente scollegata, cioè io penso che sia un caso di scuola di, ripeto, come non si amministra e sia motivo di imbarazzo non soltanto per la città ma per la Lega stessa, perché penso che siano assolutamente isolati e che al di là delle dichiarazioni che rilasciano sul giornale come quella del consigliere regionale Bordin, lo fanno tanto per fare, per cercare di salvare la faccia, ma penso che in Camera Caritatis si siano fortemente imbarazzati per queste le voci di corridoio dicono che praticamente la Lega stia già facendo l'epurazione interna, no? Nel senso che giustamente non può prendere il forcone e girare l'orto in 2 secondi, no? Perché altrimenti si sbugiarderebbe pure lei. Però dall'altra parte si vocifera, anche secondo le persone che sono ben informate all'interno degli ambienti, insomma, che ci sia veramente ormai la corda è stata tagliata con l'attuale Lega udinese e la Lega, diciamo, regionale o nazionale come loro si definiscono e soprattutto quella federale stanno già operando per evitare che la barca affondi e in vista forse delle elezioni comunali del 2023 ci saranno clamorosi colpi di scena. Sì, penso che non penso che saranno in grado di candidarsi neppure alle elezioni di rappresentanti di scala condominiale, cioè visto appunto il fallimento su tutta la linea, parlo proprio della Lega. Sarete contenti voi dell'opposizione? Senti, sarete contenti voi dell'opposizione perché per la prima volta a Udine l'opposizione non serve che faccia opposizione perché ci pensa l'amministrazione a fare opposizione al governo nel contesto. Ma no? Devo dire la verità, non è che sia particolare motivo di gioia, perché se si ama la città si soffre nel vedere il ruolo
la ridicolizzazione proprio di Udine. Non solo, ma avere la consapevolezza che si sta aspettando il 2023 per voltare pagine, per fare operazione, vuol dire condannare Udine a altri 2 anni di agonia. Questo è grave, perché 2 anni sono tanti, soprattutto in un momento storico come questo, dove con una pandemia dovremmo ricominciare. Quindi essere così lasciati, emarginati, tanto a Udine non si può più fare niente, dispiace, francamente lo dico da udinese, pur non essendo, appunto, come si è capito, una fan di questa amministrazione, ma in particolar modo del sindaco Fontanini. Mi dispiace, perché quando arriverà il momento noi saremo indietro anni luce rispetto a tutto il resto. Quindi se lo scopo anche del centrodestra regionale è quello di dire vabbè, ne riparleremo nel 2023, ho capito, però noi intanto siamo qua che soffriamo con programmi che non vanno avanti, con una città che è in declino, quindi non va bene neanche così. Hanno deciso di staccare la spina e la stacchino una buona volta, in maniera tale da poter ricominciare, perché così non è possibile. Oltre al fatto che c'è un clima d'odio in città che fa male, io non ne sono contenta, fa male, perché non si riesce a dialogare, il tono dello scontro è arrivato ad un livello inaccettabile, oramai personale. Ci sono stati dei post del sindaco che a cominciare anni fa, appunto, contro la Del Torre, ma anche contro Venanzi. È ovvio che poi diventa difficile sedersi attorno a un tavolo quando non si ha neanche il rispetto per la persona. Cioè, in un momento storico come questo, maggioranza e opposizione sono 2 termini che non dovrebbero essere neanche pronunciati. Bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo e pensare alla ricostruzione, perché siamo a livelli di ricostruzione, perché gli effetti negativi di questa pandemia devono ancora arrivare, si devono ancora contare i morti. Senti, tanto per essere chiari, Ester, il discorso è molto semplice: meno villotte e più fatti, questa è la cosa, no? Perché va niente a fare roba in friulano, quando poi tra l'altro Udine non ha niente a che fare con il Friuli. Qualcuno adesso tirerà le orecchie e dice cosa dici, eresia? No, perché la città, che mi risulti a me, si parla ancora l'udinese, che è una parlata veneta, e i friulani erano stati cacciati fuori dalle mura perché erano considerati un po' quelli di serie B, no? Correggimi se sbaglio. Sì, no, è vero, a Udine, diciamo, la Udine bene parla l'udinese, e anche sul fatto delle villotte e del friulano, ecco, anche qui c'è modo e modo di tutelarlo. Voglio dire, mio nonno è stato un compositore, un direttore di bande, quindi io non parlo bene il friulano, però ho visto come si può trasformare il friulano in una lingua nobile. Sì, non quello di Marco e Caco, ecco, tanto per essere chiaro. No, io parlo di Padre Maria Turoldo, Someda De Marco, cioè abbiamo dei erano veri friulanisti, ricordiamo, erano veri friulanisti che però guardavano al futuro, no? Non erano rimasti al passato, trapassato del passato, tanto per essere chiaro. Ma anche Pasolini, cioè io avevo così fatto una proposta, quando si sono fatte le luminarie, perché non riproporre le poesie in friulano di cappello piuttosto che vedere scritto Bon Nadal con quelle luminarie che erano francamente orripilanti, no? Non sono costate neanche poco. Allora, se vuoi promuovere la lingua friulana, fallo con classe, in maniera tale che denoti proprio l'orgoglio culturale, non che sembri una cialtronata un po', no? Da paese, come dice Leonarduzzi, da contado. Il friulano può essere una lingua nobile, è una lingua nobile, ma va valorizzata, non volgarizzata. Ecco, quello che rimprovera. Ma poi soprattutto, permettimi, senza fare tanta erba in un fascio, no? Come si dice in questi casi, se vuoi attirare il giovane perché il giovane mantenga viva la tradizione, devi fare in modo di svecchiare un po', in un certo senso, mi sa così, senza nulla togliere a chi ha la sua età, che però di friulano ne mastica 10 volte, 100 volte più del sottoscritto o della nostra ospite, e magari lo parla e lo scrive correttamente, però ripeto, bisogna un po' svecchiare, togliere un po' di muffa, come si dice, no? Perché altrimenti se no le conferenze stampe sono sempre quelli e i giovani non li vedi, questo discorso. No, anzi si allontanano, nel senso che la vedono come un qualcosa, no? Quasi da ridicolizzare. Invece bisognerebbe
ripeto, prendere il lato nobile, quindi ripercorrere le poesie, ma ne abbiamo tantissimi esempi, ma come lo fa lui, ripeto, Bon Nadal, cioè, ripeto, si fa ridere veramente dietro, ed è un peccato perché è antitetico rispetto a quella che è la sua finalità, che è quella appunto della promozione invece della lingua friulana. Speriamo col Teatro Stabile Friulano, ecco, io confido più in altre autorità e in altri studiosi piuttosto che in lui, che non mi sembra proprio un ambasciatore della friulanità. E soprattutto si diceva che una volta l'ambasciatore non porta penna, ma qui neanche l'inchiostro, viene da dire, insomma. No, e poi non basta dire Udine capital dal Friuli, cioè grazie a lui penso che siamo l'ultima delle province, perché oramai ci hanno superato abbondantemente Pordenone e Gorizia, per non parlare di Trieste, che è un capitolo a parte, ma noi siamo veramente gli ultimi degli ultimi, e questo non va bene. Bene, io ringrazio Ester Soramel, ricordiamo anche che consigliera comunale di Udine, non sei più consigliera. No, non lo sono mai stata, diciamo ecco, così. Però lo sei di più di una consigliera comunale, come si dice, di un riferimento per quanto riguarda un po' le liste civiche. Certo, si può fare politica anche fuori palazzo, anzi si è più vicino alla gente, secondo me. Certo, perché togli quell'etichetta che magari in certi casi ti blocca per poter andare avanti, no? Mentre senza etichetta puoi andare dove vuoi. Sono libera. È una cosa importante. Bene, io ringrazio l'avvocato Ester Soramel dopo questa vagonata di positività e di speranza per quanto riguarda Udine e non solo. Qualcuno ci accuserà e ci punterà il dito di aver dato spazio per fare propaganda a tratto a costo zero. C'è un piccolo particolare perché non mi risulta che hai fatto contratti strani per avere 20 minuti da me in onda, giusto per essere chiari. Ecco, abbiamo parlato senza peli sulla lingua, abbiamo visto un po' la situazione per quanto riguarda Udine e il suo bacino comunale. La situazione è questa, e come dicono in Furlania, per la precisione, i talmente clare che ven furpa i bocui, ecco, tanto per essere chiari. Io ringrazio, sai che oggi bisogna seguire anche l'algoritmo, bisogna stare sugli algoritmi. Bene, io ringrazio Ester Soramel per la partecipazione, avremo appuntamento con lei anche in altre occasioni per parlare anche d'altro, perché giustamente lei segue come avvocato, segue anche altre importanti cose rispetto magari a queste, ma ci sono cose molto più importanti nel quotidiano da seguire. Ti auguro buon pomeriggio e appuntamento con te la prossima settimana. Okay? Grazie. Bene, buona giornata. Io ringrazio anche i nostri amici e amiche alla visione all'ascolto. Vi diamo appuntamento più tardi per un'altra edizione di infofriulitv.net, dove il voyeurismo non ci si addice. Alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova. Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso,
in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura.